Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Nell'ultima puntata eravamo su quell'isolotto lì e adesso è da un bel po' che non porto Far Cry, quindi diciamo ho dimenticato un pochino quello che avevamo fatto, ma adesso siamo ritornati in base, dovremmo continuare con le missioni. Vediamo, parliamo con Philly. Procurami munizioni, un bel po' di munizioni, ho grandi progetti, e dico dei grandi davvero, ho bisogno, vabbè vaffanculo. Dobbiamo sequestrare un camion, ho detto bene? Fino ai denti, andiamo. Operazione iniziale, il camion si trova al porticciolo di Ocaso, chiamato comunemente Ocazzo. Vabbè, vediamo quanto è lontano, così decidiamo un po' come andarci. Ma perché puttana, spostamento rapido così. Adesso dobbiamo semplicemente ambientarci di nuovo con i comandi. Chiamiamo la macchinina. Guardala lì, dove cazzo è la mia macchina? Guarda, un mostro. E come sempre, tradizione. Ecco, fuori dai coglioni. Bene. Allora, prendiamo la nostra porca puttana, sono esploso. Allora, dobbiamo rubare questo camion e penso poi portarlo a Philly. Una missione alquanto, non lo so, sembra molto semplice, ma non sapremo se semplice davvero sarà. Fatto sta, raga, che intanto dobbiamo velocizzare molto le serie, dobbiamo velocizzare molto. Infatti questo episodio sarà molto intenso, faremo un sacco di missioni, ci porteremo molto avanti nella storia, così almeno ci leviamo tutte queste missioni dai coglioni e poi dovremmo direttamente passare, cioè almeno l'intenzione è quello di finire la parte dei Montero, almeno su questo episodio. Quindi faremo diverse missioni, faremo diverse... Ehi, i freccialendiani usavo. Anche perché abbiamo Fallout 4 che mi sta intrippando malissimo, quindi ci gioco di più. Infatti sono usciti tanti episodi di Fallout. Io mi scuso tra l'altro se gli episodi stanno uscendo meno frequentemente, tutto questo è dovuto un pochino al periodo che ho passato e quindi diciamo non mi sono, di solito mi porto molto avanti con le registrazioni, con le cose, e poi c'è solo da mettermi lì a editarli. Invece insomma il periodo è stato quello che è, non ho avuto un po' voglia di far niente. Ma adesso va tutto bene, raga, quindi tanto, anzi io sempre ne approfitto per ringraziarvi, raga, perché veramente i commenti, le cose mi sono arrivate. Adesso già mentre il tempo passa, quindi diciamo che sto molto meglio, raga, ma meglio veramente, non meglio per dirvi sto meglio. Proprio penso di, non lo so se avrò altre ricadute, ma per come mi sento penso di no, però mai dire mai, magari così. Semplicemente, raga, guardo il lato buono in oddio, ma che cazzo! Cioè questa a caso lavorava per i cazzi suoi, qui è stata uccisa da un coyote. Dai, ma così a caso. E quindi stavo dicendo, cioè la cosa l'ho superata molto bene perché ho cercato di vedere il lato positivo in tutto questo. Il lato positivo, raga, onestamente, se vi devo dire proprio la mia, questo diciamo è anche un messaggio che uno vuole lanciare a chi vive, spero di no perché è una cosa che non l'auguro perché è brutta da vivere, comunque vive una rottura in una relazione magari lunga o medio lunga. Comunque la mia, nel mio caso, è stato di 4 anni, ma si sentono dire storie anche dopo decine di anni, quindi bene o male io non sono né il primo né l'ultimo a vivere una situazione del genere. Fatto sta che il consiglio che darei a queste persone, seppur all'inizio sembra impossibile vedere sai, quella luce, quella situazione che uno dice vabbè dai, almeno c'è questa roba di positivo, all'inizio non la vedrete, ve lo dice uno che proprio veramente, ho fatto pure il video perché stava una merda. Proprio all'inizio non vedrete un cazzo, vedrete solo tutto nero, vedete tutto nero, non c'è niente che va bene. Ma poi, raga, l'armatura, sai quando si dice che dopo queste cose ti fai una corazza, sai, di solito sono anche frasi molto fatte. Oppure, non lo so, ciò che non ti uccide ti fortifica. Ragazzi, sono sacrosante parole. Perché vi posso assicurare che oggi, dopo questa mia situazione che ho passato, dubito ci possa essere qualche altra cosa che riesca a ferirmi come sono stato ferito adesso. Magari ci sono cose che continueranno a ferirti, ma cioè nel senso è come se ti hanno appena conficcato un pugnale sul cuore e poi dovresti aver paura magari di un ago. Capite? E questa, diciamo, la situazione più o meno. Addio, mi sono tuffato in 1 metro d'acqua, dai, da lì. Con quale logica? La situazione fondamentalmente è questa. Comunque è da notare che in tutto questo, in tutta questa chiacchierata, abbiamo anche potuto ammirare quelli che sono i panorami. Vieni a Revmire, sto arrivando. Ma perché mi ha mandato una foto? Aia, porca puttana, aspetta. Beh, quella mi parla al telefono. Ma c'è la natura selvaggia. Sono Bear Grylls, coccodrillo iarano, lì si scannano.
Ma fammi capire, lei mi ha mandato una foto sul telefono? Ma io non ce l'ho ancora la foto, nessuna foto sul telefono. No, che cazzo dici? Ma guarda che posti, raga. Quindi, riprendendo un pochino il discorso di prima e poi chiudiamo l'argomento. Insomma, pensate, raga, pensate sempre a voi stessi e non mettete mai veramente al primo posto una persona. Per quanto al momento importante sia, dovete sempre con una mano pararvi sempre il culo, raga. Una cosa che ho capito dopo questa esperienza è che non è mai un'altra cosa a ferirti, sei sempre tu stesso che ti ferisci. Uno dice: ma io come cazzo faccio a ferirmi se lei mi ha lasciato? È l'aspettativa che ti eri creato di lei che ti ha ferito. Io infatti se ci ripenso sto male per quello, perché non pensavo, perché credevo che, capite? Ed è tutto questo che mi ha fatto star male. Appena tu, diciamo, elabori questa roba, stai meglio, inevitabilmente stai meglio. Comunque i grandi progetti dicono davvero: ho bisogno che sequestri il camion. Comunque io non so perché il segnalino quando eravamo col veicolo mi ha fatto fermare le 1500 metri prima, ecco. Billy, I'm at the marina. Sono al porticciolo, cagare però. Just don't bounce it, sweet baby. What? The truck, don't damage it. Drive like there's a big bouncy baby Philly in the back. Bouncing bene. baby Philly. Un piccolo Philly. You're gonna Allora, make baby Philly cry. va bene, va bene. Just bring that truck back in one piece, okay, hero? Ok, dobbiamo riportarlo intero, mi sembra giusto. Allora, partiamo dal fatto che qua di gente ce n'è. E io inizierei a pingarmele. Ce n'è uno lì, ce n'è un altro là, un altro qui. Ma ce ne sono tanti altri. E Guapo sicuramente si fa sgamare. Guapo, rompere i coglioni. Ecco, un altro è lì. C'è un bel casino. Forse qualcuno qua ci sarà. Bene, bene, bene. Allora, quello sulla torre secondo me ha la priorità assoluta se vogliamo fottere questo camion furtivamentissimamente furtivo. Perfetto, questo è quando, come perdere una posizione strategica. Oddio, guarda qua, come si disattiva sta roba. Molto semplicemente così. Allora, vediamo se riusciamo. Perfettamente. Ok, quello sulla torre è andato. Quello sulla torretta potrebbe rompere la minchia. Lo eliminiamo subito. Questo potrebbe vedere quello sulla torretta. Questo si allarmerà a breve. E facendo così li abbiamo eliminati tutti, con una bravura incredibile. Una bravura che spesso viene ignorata. Qua abbiamo un altro nemico. Perfetto, non so perché non mi si alzava. Detta così suona male, intendo proprio il personaggio. Eliminiamo questo. E l'altro, allarmatissimo, muore perdendo la vita. Rimane il cane, che potrebbe essere un problema, ma possiamo freddare tranquillamente anche il cane. E l'ultima guardia fuori dai coglioni. Beh, diciamo che non abbiamo perso proprio la mano, dai. Tra l'altro ci siamo pure sbloccati una zona di caccia. Bene, rubiamo il camion. Camion, vieni qua, ti fotto tutto. Ok, quindi questo qui è un camion che trasporta munizioni. Lì c'è pure il coccodrillo. Allora, vediamo se posso liberarlo. Ecco, vai via. Stolen truck is on the way. Perfect. Okay, send it straight into my loving arms. But don't let nobody follow you. Huh? Be like a cat in the night. A smooth, sleek, sexy cat. I'm Okay, more of a cazzo. dog person. So is chorizo. But you forget sometimes. Ah, questo è anche il chorizo, ma spesso se lo dimentico. Comunque dobbiamo consegnare questo camion lì 1300 metri. Raga, io vi schippo tutto, a meno che accade qualcosa. Per esempio questo qui. Buongiorno. No, non mi si gira la visuale. Mi si gira. Perfetto. Buongiorno signorina. Bene, 1200 metri. Vabbè, 92% con due colpi che mi ha sparato sul camion. Vabbè, sai che male che vada possiamo sempre ripararlo. Porca puttana, raga, non avete idea di quello che è successo. Allora, io non ho parole. Spiego brevemente cosa è successo. Allora, la strada era tanto, no? Su Far Cry 6 c'è la possibilità di mettere la guida automatica. Io ho premuto il tasto Shift per la guida automatica, ok? In modo tale da io il tempo mi alzavo 2 secondi, facevo una sigaretta e nel frattempo andavo in automatico. Minchia, la guida automatica, porco, l'intelligenza artificiale mi fa svoltare e vado addosso al carro armato. Caga. Cioè, sta roba onestamente, veramente io non la capisco, raga. Porca puttana, andiamo avanti nei giochi e cambiano graficamente senz'altro, però sembra che ultimamente i giochi si evolvano solo per quanto riguarda il motore grafico. Poi per il resto, tipo l'intelligenza artificiale, Dio mio, prendete un gioco di 10 anni fa, ne prendete uno di adesso, è identica. Ma
Ma porca cioè, ma veramente, io sono pazzo, raga, io sono completamente pazzo. Cioè, io avevo un ping completamente a caso. Devo andare lì e avevo un pingato, cazzo ne so. Buon uomo. Oddio, no, 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 tu col bazooka. Perdonami, perdonami. Non sparare adesso. Ah, stavo dicendo, questo qui dell'intelligenza artificiale. Oh, c'è una lepre. Minchia, l'ho freddata, raga. Per me sono passati 20 minuti e non abbiamo ancora fatto un cazzo. Oppala, ci siamo. Sicula, sicula. The hero returns. Yeah, and the hero needs rum. Figa. What's happening here? Feely magic, babe. Mierda, I almost died for packing foam. No. White gold. Hard to get. Burns like a motherfucker. Everything got another purpose, hero. Even you. Adesso ci fa tipo un fai da te, un'arma incredibile. Minchia, a proposito di fai da te dovremmo veramente vedere se abbiamo delle robe craftabili. Comunque abbiamo recuperato il camion che Philly voleva. Operazione completata. A noi ci sta più che bene. Allora, a questo punto storia Yarana. Allora, questa qui la potremo benissimamente fare, ovvero quella di parlare con Chorizo, che adesso non mi sto ricordando dove cazzo è. È qui? Eccolo, ma vaffanculo. Chorizo, accarezza. Guarda qui che bella salsicetta, devo trovargli un pranzetto succulento. Vediamo, troviamolo il To be pranzo. honest, I don't speak bark, amigo. Non parla il bao. Che bello, che bello. Evita che Chorizo abbia fame. Ok, ingredienti: carne di coccodrillo e la sua preferita, fagioli neri e acqua di rosa. Ah, ma già ho queste robe. There. A posto, non so quando le ho raccolte, vi giuro. Ok, quindi lui adesso mangia. Bellissimo, raga. Missione completata, dovevamo fare solo sta cagata? Perfetto. Ah, ne ha un'altra, missione di recupero. Allora, Chorizo vuole mostrarti qualcosa. Dove Where sarà? are you going? You want me Ok, to? dobbiamo seguirlo quindi. Dove cazzo stai andando, Chorizo? È What qui? do you got there? That for me? Oddio, guarda. What? Ma mi ha trovato una di quelle casse. Nice. Collante supremo. Vabbè, ma sta roba è sicuramente più utile di Guapo se fa ste robe, perché Chorizo può essere usato come compagno. E sicuramente facendo queste missioni ce lo andrà a sbloccare, presumo. Un'altra cassa. Hey, not bad. Belli di animali, sicuramente barattabili. Scavi pure in casa. Oh, questa non l'avevo presa. It's all over the. Chiave misteriosa. Aspetta che 80 pesos yareani. Qua ci sono delle note che io un attimo prendo. Sì, almeno me le sblocco. Vedete qua abbiamo sbloccato tipo un'altra robetta. Stavo facendo esplorare tutto il villaggio. Nota frettolosa, frammento di Montero. Vedete, sono tutte collezionabili ste robe. Polvere da sparo. Ci sta facendo trovare un bel po' di robe. Penso che sia un po' diciamo una spiegazione di quello che fa fare Chorizo, ecco. Does Philly know about all this? What am I saying? Ok, qua c'è He altra roba. probably helped you steal this shit. Gracias, Chorizo. Oh, medaglietta di Chorizo, il ciondolo. Missione completata, ma guarda che bello, raga. Ah, adesso è il nostro amico. L'abbiamo sbloccato. Sì, minchia, Chorizo. Adesso andiamo a vederlo subito, raga. Fatemi uscire da qui così siamo nella prima persona. Allora, fammi vedere, quindi, amigos. Allora, noi abbiamo Guapo. Che Guapo... Allora, in teoria ogni animale ha, diciamo, dei suoi perk, solo che deve sviluppare da solo. Per esempio Guapo deve far rigenerare 3000 punti salute, deve eliminare 50 soldati e rianimarsi 5 volte. E sblocca queste abilità, per esempio che recupera automaticamente la salute durante i combattimenti, diventa più resistente e si rianima da solo, recuperando addirittura il 90% della salute, quindi è quasi, diciamo, immortale Guapo, no? Rimane lì. Mentre Chorizo... Ecco, partiamo dal fatto che Chorizo è un amico furtivo, qua c'è scritto. Quindi è già più utile. Chorizo userà il suo fascino irresistibile per distrarre i nemici e aprirli ai tuoi attacchi a sorpresa. Bellissimo questo qui. Fai un grattino dietro le orecchie a Cagnolino per ricevere il suo amore e un po' di salute in cambio. Addirittura. Chorizo sempre a caccia di snack. Ogni tanto tira fuori risorse dal terreno. Usando l'abilità curativa però, che si fa facendo marcare 36 contenitori di merce. No raga, così con la carriola qua dorata non è male.
Però è vero anche che così Chorizo, essendo un cane, diciamo, molto, cioè, ha i suoi problemi, così gli diamo pure un po' un occhio cieco e siamo a posto. Ok, abbiamo Chorizo, vediamo i tempi come siamo messi. Non siamo messi male. Allora, possiamo onestamente fare altre robe. Per esempio, ritornare qua nel nostro quartier generale. Anzi no, il quartier generale non dobbiamo fare un cazzo. In teoria, per quello che so, abbiamo finito con le missioni principali, no? Cioè almeno con la famiglia Montero. Vediamo, operazioni. No, abbiamo finito un cazzo. Qua, legami, sì. Ne abbiamo ancora un'altra. Quando ci ha chiamato prima Spada ci ha mandato una foto. È appena arrivata. Ok, è il paradiso. E tutto questo si trova qui. Sicuramente sarà un avamposto questo qui. Speriamo di sì, così ci prendiamo un altro avamposto e abbiamo modo di spostarci in quella direzione. Allora, chiamiamo il nostro veicolozzo come sempre. Freddiamo l'autista. Se prendo l'aquila. Buongiorno. Non vedo l'ora di prendere nuovi veicoli, portarli a casa in modo da potenziare la situazione qui. Allora, si parte. Guarda con gli interni blu, non abbiamo paura di niente. Comunque questa macchina è molto buona, non è male. Procediamo. Comunque la foto che mi ha inviato Spada, non lo so, sembra un avamposto comunque. Io vedo delle gru, magari qualcosa. Ah, ecco, ce l'abbiamo davanti. Pure piove. È una zona tipo un po' in ricostruzione. Perdonami, la macchina rimbalza, non è un mio problema. Qualcosa mi dice che devo salire su questo boccione. Magari è una postazione tattica. Ah, ma è già lì, guarda lì con quanta prepotenza. Sempre col binocolo. So why do you want this guy so bad anyway? El come mierda checks all the tobacco leaves for the viviro process. We fuck up the leaves, we fuck up the cancer drugs, we fuck up Napoleon e Pequeño's operation. Make him look bad in front of old Uncle Anton. A lot of heat. So how you wanna do this? We kill soldiers until we find him. And then? And then we kill more soldiers. Minchia, Spada sei aggressiva. Però raga, questa sembra una missione molto importante, eh. C'è un intero avamposto da liberare. Sarà pieno di soldati. Vedo un attimo di marchiare, ecco, un po' la zona. Guarda quanti cecchini abbiamo. Mamma mia, però guarda che posto. Guarda quell'edificio lì, raga. Sembra proprio troppo figo, diciamo. Beh, da qui non vedo nient'altro, raga, quindi bisogna avanzare. Allora, proviamo a fare le cose furtivamente, mi raccomando, non rompere i coglioni. Tanto aspetta, da qua come cazzo entro, perdonami. Abbiamo un problema, Spada, non riesco a entrare. Oh, ho trovato un buco. Allora, non siamo messi male per posizione, solo che vorrei prendere. Oddio, cos'è che mi guarda? Saranno quei cecchini lì, per forza. Anche se mi dice che ho qualcuno proprio qui. E non so se è a terra o sopra di me, ma probabilmente sopra. Mamma mia, di munizioni, di tutto. La K47 ho sbloccato, così normale. Possiamo personalizzarlo poi come vogliamo. Questa è una buona arma. Salirei qui sopra perché secondo me qualcuno c'è qua. Speriamo che non è proprio qui davanti a me, però. Guarda lì. Perfetto. Lì c'è un altro cecchino, ma non dovrebbe darmi problemi per adesso. Mi guarda ora, che due coglioni. Non mi ha mai visto. Lì c'è l'elicottero e noi dobbiamo entrare lì. Capitano Perez, guarda lì c'è un capitano. Allora io direi di entrare da qui e vediamo di... Aia, madonna, siamo al centro. Mi sono rotto sempre il solito dito. Continua a rompersi. Vediamo se dall'interno riusciamo... Oh, lì ce n'è uno. Ok. Facciamo fuori questo, mettiamolo qui. Allora, fin qui tutto bene. Di qua si può entrare? Madonna, era un manichino, ma va... là, con quanta prepotenza. Capitano Perez potrebbe essere un problema. Non girarti, che sto disattivando l'allarme. Non girarti. Ok. Perfettamente. Mi dice che c'è ancora qualcuno qui. Eccolo. Perfetto, e forse ce n'è qualcun altro tipo qui. O dietro il carro armato o il carro armato stesso. Perfetto, no, era l'ingegnere che riparava il cazzo qua. È il momento di uccidere tutti i soldati. Bene, penso di averli fatti, no? Siamo dentro, c'è una nota scritta bene. Aumenta l'utilizzo di capacità, aumentare l'efficienza, costruire nuove strutture. E qua non possiamo fare nient'altro. Dove cazzo andiamo? Giovane, a meno che dobbiamo uccidere
L'ultimo cecchino lì sotto. Ora vallo a prendere quello. Mi piace un botto questo edificio qua. Mi ricorda qualcosa ma non mi sta venendo in mente che cosa. Niente, dobbiamo uccidere quel coglione lì, raga. Il problema è che devo salire, non so da dove. Penso di aver capito. Tiriamo un coltellino da lancio a questo, raga. Coltellino da lancio della vita. Speriamo di non mancarlo. Oppala, guardalo lì. Perfetto, i nemici li ho eliminati tutti. Dovrei poter controllare l'edificio. Ok. Oh, ma prima non c'era, dai. No. Dai, non sei mai stato qui. Chi cazzo sei? Get away from me! Fuck me, mierda! Mierda is right. You look like shit, hermanito. No, Alejandro Montero. Ma che cazzo c'è? Manito, we've been hunting your brother this whole time? Who the hell are you? Why didn't you just tell me? Alejandro, come on. We're going home. Vete pa'l carajo. Ale. Oddio, attenzione. Là. Come cazzo litiga? Attenzione, bellissimo. Porca puttana. Cazzo, è il vetrilli. Oddio, il vetrilli. I'm not going anywhere. I told you before, and I am telling you now. I believe in Castillo. I believe in Viviro and Jose. He's seen the vision through. Napoleon el Pequeño is a slave driver. He's fucking loco. Says the person trying to kidnap me. You change your name. You change your uniform, but you are still a Montero. And Papa still got a machete up his ass. And you are running to the jungle like you did when you were 5. Except now you kill people and you call yourself, what is it, the Spike? The sword. Wow, clever. Minchia. What? You are going to stop me now? Papa is sick. I don't care. Papa gave up on me a long time ago and you know it. Family's a bitch, no? That's what I hear. We should split up. Not a word about this to Papa. Minchia, però raga, dai, c'è da dire che la storia si fa veramente sempre più intrigante. Penso di aver completato questa missione. Legami di sangue, missione completata. Bella raga. Io signori, per questo episodio direi che posso salutarvi qui. Abbiamo preso chorizo e fatto altre 2 missioni che ci avvicinano alla fiducia totale della famiglia Montero. Tra l'altro adesso dobbiamo proprio andare a parlare con il nostro Carlos. Ma mentre vado in un avamposto. Hola. You good? See, I never thanked you for helping me track down Ali. I wasn't exactly honest with you. All good. Just glad I know the real story now. I was worried you wouldn't help if you knew my brother was military. He's a traitor. È Sì. un traditore di merda, aveva We're still ragione. family. Come back to camp soon. We got more work. Esatto, sì, stavo salutando, se non mi interrompi vado. Però mentre vado a casa volevo portarmelo sto carro armato. Come cazzo si fa? Sali come artigliere. Cambia posto. Oddio mio, questo lo porto a casa, raga. Ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Ciao belle mie.